I candidati veneti saranno Alessandra Moretti, che già era stata parlamentare nella precedente legislatura, Alessandro Zan, che è parlamentare nazionale, che si candiderà sia nella circoscrizione nord-ovest che in quella nord-est, quindi la nostra, Andrea Zanoni, un consigliere regionale impegnato su molte delle questioni ambientali, Ivan Pedretti, un sindacalista che ha operato a lungo nel Veneto e che attraverso la sua voce potrà farci avere un'attenzione particolare al mondo del lavoro e a quello anche dei pensionati. Questo il poker di candidature che il Partito Democratico Veneto si gioca in vista delle europee dopo il via libera definitivo da parte della segretaria Elly Schlein, che sarà capolista nelle circoscrizioni del centro e delle isole. A nord-est infatti il primo nome sarà quello del presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che è pronto a lasciare Bologna per Bruxelles, dando di fatto chiusa la partita sul terzo mandato. La sua presenza anche in Veneto io credo sarà molto importante per parlare al nostro tessuto produttivo fatto di piccola e media impresa, molto simile nel campo della manifattura, del turismo, a quello dell'Emilia Romagna. Mondo dell'impresa che secondo Martella va accompagnato nelle tante transizioni in corso, digitale e green su tutte. Naturalmente accanto a questo dobbiamo anche avere una grande attenzione al lavoro e ai lavoratori, perché le transizioni non devono essere ingiuste, devono mettere comunque al centro il reddito e l'occupazione, ed è l'altra grande questione di cui noi ci occuperemo. Giustizia sociale quindi, che non può prescindere dal salario minimo, già in vigore in diversi paesi europei. Per garantire una retribuzione equa a molte persone che adesso sono sotto una certa soglia che noi abbiamo indicato, i 9 euro.